Non lasciamo in balia delle onde chi fugge in cerca di pace e giustizia. L'ha detto il Papa ricevendo i maestri del lavoro. Il diritto alla speranza è il primo diritto umano, ha ribadito Francesco. La Liguria si conferma la regione più vecchia d'Italia ed Europa, il dato confermato nel corso degli Stati Generali della Sanità Ligure che si sono svolti a Genova. A Cicagna è riaperto dopo oltre un anno il marciapiede sulla provinciale 225, in programma adesso lavori al Parco Cavagnari, il potenziamento dell'illuminazione a LED e nuove asfaltature. Completato a Chiavari il censimento delle attività economiche, sportive e commerciali in zona rossa. Tra Entella e Rupinaro 70 le imprese che in caso di allerta devono chiudere i locali. Questo povero grida, il Signore l'ascolta, è il tema della seconda giornata mondiale del povero che si celebra il 18 novembre. Il Papa invita a gesti di carità, non di protagonismo. Primi passi in diocesi verso la piena operatività delle linee pastorali enunciate dal Vescovo nell'Assemblea diocesana. Il focus sui consigli d'ambito e sull'apertura alla realtà territoriale. Chiavari si prepara all'invasione dei podisti, quasi 900 gli atleti attesi per la mezza maratona in programma domani sera per le strade del centro. Novità di quest'anno la 7 chilometri. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Non lasciamo in balia delle onde chi fugge in cerca di pace e giustizia. Lo ha detto Papa Francesco questa mattina ricevendo in aula Paolo VI i maestri del lavoro italiani. Il diritto alla speranza è il primo diritto umano, ha ribadito il pontefice, per il quale senza lavoro non si può contribuire al bene comune. Vediamo il servizio di Radio Vaticana. Per testimoniare i valori umani ed evangelici in ogni circostanza è necessario che l'amore per i nostri fratelli ci bruci dentro come un carburante spirituale, spiega il Papa ai maestri del lavoro, e che ci siano da guida in questo cammino le beatitudini di Gesù nel Vangelo. Insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia. Ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli, senza la comoda illusione che dalla ricca tavola di pochi possa piovere automaticamente il benessere per tutti. Per tanti giovani che lasciano le terre da guerre e carestia, altre regioni dove gli anziani la fanno da padrone, succede in Liguria, che si conferma la regione più vecchia d'Italia e d'Europa. Il dato è stato confermato nel corso degli Stati Generali della Sanità Ligure che si sono svolti a Genova. Sentiamo. La Liguria è la regione più vecchia non solo in Italia ma anche in Europa. L'età media degli iscritti all'anagrafe sanitaria regionale è di 48,6 anni. Dal 2010 a oggi gli iscritti nella fascia da 0 a 6 anni sono diminuiti del 16%, mentre gli over 76 sono aumentati del 9%. Alla luce di questi dati e dei relativi bisogni della popolazione, come sia adeguato il sistema sanitario regionale? Le risposte a questa domanda e le valutazioni di una riforma avviata 2 anni fa dalla Giunta Toti sono state messe al centro degli Stati Generali della Sanità Ligure, svoltisi in Sala Quadrivium a Genova. Oggi abbiamo un momento di monitoraggio delle azioni che la riforma ha portato e poi, siccome queste non sono un fatto concluso, ma in un percorso lineare di miglioramento continuo, dovremo disegnare anche il futuro, vedere la coerenza delle azioni sino ad oggi, correggere eventualmente quello che va corretto, ma soprattutto disegnare il futuro della sanità. Al centro del lavoro di analisi e di discussione il modello ligure di presa in carico del paziente fragile e delle sue cronicità. Tanti i soggetti chiamati a portare il loro contributo in un percorso di assistenza che vede la stretta collaborazione tra le ASL, i medici di famiglia, farmacisti e ospedali del territorio. Le risposte ai bisogni dei cittadini e dei residenti in Liguria devono essere uniche, calibrate sui bisogni dei cittadini, quindi puntare sull'integrazione ospedale-territorio, le farmacie di servizi, una sanità a chilometro zero è molto importante, e rafforzare
rafforzare le nostre eccellenze. Tra le tematiche affrontate di grande rilevanza per il sistema sanitario nazionale è il fenomeno dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e la necessità di abbatterli. A questo proposito, a fare da esempio virtuoso proprio l'ASL 4 chiavarese, che in questi anni ha ottenuto risultati molto significativi. Abbiamo potuto davvero dimostrare il grande lavoro svolto dall'intera azienda e dai nostri professionisti, il sistema che è stato attivato per far sì che oggi in ASL 4 le priorità per le prestazioni ambulatoriali sia B che D che P sono ampiamente al di sopra del 97,8% quando abbiamo un livello di garanzia previsto dal Ministero del 90%. Continuiamo con la politica amministrativa. È stato un anno molto intenso per l'amministrazione di Cicagna. Ad un anno dall'insediamento il sindaco Marco Limoncini fa un bilancio delle attività svolte e annuncia i progetti per il prossimo futuro. Lo abbiamo incontrato in occasione della riapertura del marciapiede sulla provinciale 225. Abbiamo lavorato ovviamente a ritmi forzati e intensi a tempo pieno per dare risposte ai cittadini. Tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Cicagna, dopo il primo anno del sindaco Marco Limoncini, tornato a ricoprire la carica di primo cittadino dopo l'anno di commissariamento del comune. Un anno intenso che ha richiesto diversi interventi sul territorio. Tra le opere più rilevanti, il rifacimento del marciapiede lungo la provinciale 225, in prossimità del ponte che conduce al comune. Chiuso al transito in seguito ad un incidente nel marzo 2017 e dichiarato inagibile dall'allora commissario Carmine Battista, ha avuto bisogno di importanti lavori di messa in sicurezza, per una spesa intorno ai 50.000 euro. Il primo lavoro è stato proprio quello dell'apertura del marciapiede di questi giorni, un impegno che ci avevamo preso in campagna elettorale. Abbiamo impegnato 50.000 euro di risorse comunali per restaurare e recuperare un vecchio marciapiede che era stato chiuso dal commissario prefettizio per problemi di sicurezza. Nel contempo ne abbiamo approfittato anche per migliorare la sicurezza dei pedoni mettendo barriere pedonali e abbiamo riqualificato anche i servizi igienici pubblici. Tra i progetti in programma per il prossimo futuro ci sono l'ampliamento dell'area giochi per bambini del Parco Cavagnari, il potenziamento dell'illuminazione pubblica LED e la manutenzione di alcune strade deteriorate. Stiamo lavorando proprio in questi giorni a perfezionare 3 progetti da 50.000 euro cada uno, che sono il primo, quello a cui tengo in modo particolare, l'area giochi per bambini, e quindi all'interno di Parco Cavagnari, dove già abbiamo un'area giochi per bambini, andiamo a implementarla con ulteriori 300 metri quadrati di area verde attrezzata con giochi e quindi nuovi spazi per i bambini. Oltre a questa stiamo lavorando a un progetto per implementare l'impianto di illuminazione pubblica LED che abbiamo già iniziato a sviluppare, e quindi altri 50.000 euro e poi 50.000 euro su asfaltature, quindi andremo a recuperare quelle strade frazionali che hanno necessità di intervento. Il sottopasso di via Prandina a Chiavari è in pessime condizioni, lo denunciano i consiglieri di Chiavari, Levaggio, Colombo e Garibaldi, che hanno protocollato sull'argomento un'interrogazione con richiesta di risposta scritta. Altro problema è lo stato di degrado delle aiuole sul lungomare che, secondo i 3 consiglieri, da tempo non vengono sfalciate e sono utilizzate dai cani come latrine. Si è concluso a Chiavari il censimento delle attività economiche e sportive situate nell'area rossa del comune, svolto dai 4 volontari di servizio civile in forze all'amministrazione. La partecipazione al questionario non obbligatorio è stata molto buona, circa il 99% delle attività contattate ha risposto. Nelle prossime settimane si completerà adesso il censimento dei privati iniziato questa primavera. Sentiamo. Una risposta così larga e così grande è importantissima, perché vuol dire che c'è la cittadinanza che si sta sempre di più sensibilizzando, ed è questo che è una cosa importantissima. 805 attività censite sulle 915 individuate per i bacini del Rupinaro e dell'Entella e una risposta che sfiora quasi il 99%. 11 associazioni sportive i cui impianti insistono proprio su aree alluvionabili. Sono i numeri del censimento delle attività economiche e sportive in area rossa effettuato a Chiavari nell'ambito del progetto Chiavari Assicuro, portato avanti in questi mesi da 4 ragazzi del Servizio Civile Nazionale. Un'attività che permetterà al Comune di avere sempre a disposizione il quadro delle situazioni di emergenza e adottare così attività di informazione e avviso mirate e complete sia per i privati che per le attività economiche e commerciali. Per quest'ultime, delle 805 censite, 70 svolgono attività anche parziale al piano sottostrada o interrato e in situazione di allerta rossa devono interdire l'accesso a questi locali a clienti e dipendenti. In area
L'allerta rossa sicuramente, in altri casi anche quando c'è l'allerta arancione, dipende dalla tipologia della struttura, anche in quel caso scatta la chiusura. Chiusura che non è che noi obblighiamo, è il loro piano di sicurezza che invece si sono fatti loro stessi, che impone che vengano chiusi. L'importante è che il Comune li informi tempestivamente della situazione. In questi giorni è partita una seconda campagna di censimento degli abitanti a rischio, volta a raggiungere e informare tutti coloro che abitano a piano sottostrada in area rossa e rimasti fuori dalla prima fase. Ad oggi sono state raggiunte 267 persone sulle 490 presunte rilevate dai dati anagrafici. Queste, circa un 50% del totale, già ricevono informazioni personalizzate durante le situazioni di allerta, ma l'obiettivo è arrivare al 100% di copertura. Rifaremo un secondo giro, ma soprattutto daremo disponibilità di una persona che sta facendo questo lavoro, le 4 persone del servizio civile che abbiamo, che in un locale del Comune, molto probabilmente nell'atrio comunale qui sotto, sarà a disposizione nelle mattinate di apertura del Comune per recepire chi non è presente e chi vuol venire, per recepire tutte queste informazioni. E a Chiavari lunedì dalle 13:30 fino alle 17:30 verrà interrotta l'erogazione dell'acqua nella zona di Rupinaro. Iren Acqua Tigullio effettuerà lo spostamento di alcune tubature dell'acquedotto che interferiscono con le canalizzazioni delle acque bianche di Corso Miglio, sulle quali è in corso un intervento in questi giorni. Le vie del centro storico interessate dal disservizio e i relativi vicoli li leggiamo sul nostro sito teleradiopace.com, sono piazza San Giacomo di Rupinaro, via Bongiardini, via Raggio, angolo via Vecchie Mura, piazza Paolo Costa, Vico Antonio Oneto, vicolo dei Cogorno, Vico Sanguinetti, via Rupinaro, da Corso Millo a via Raggio e viale Millo dal Civico 1 al 71 lato destro. Ancora largo Francesco Falcone, parte di via Marinetti, via Martiri della Liberazione da Corso Millo a via Vecchie Mura e da viale Millo a Vico Antonio Oneto. Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di intorbidimento e presenza di bolle di aria in sospensione. Nell'entroterra adesso si è concluso oggi a Varese Ligure lo stage di 3 giorni per approfondire la conoscenza delle istituzioni europee, a cui hanno partecipato 24 ragazzi iscritti al 4º anno di 6 istituti di scuole medie superiori della Liguria. Un'iniziativa promossa dalla sezione regionale dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, il Parlamento e la Commissione Europea. Alla giornata conclusiva ha preso parte il vicepresidente di AICRE Liguria, Giovanni Boitano. E con la visita a Cascia per assistere allo spettacolo teatrale di fine anno scolastico degli alunni dell'Istituto Beato Simone Fidati si è concluso il progetto Presenti all'Appello Cash for Cascia, sostenuto a partire dal 2016 dall'Agorà di Lavagna. L'associazione aveva risposto all'appello di aiutare i bambini e i ragazzi del comune dopo gli eventi sismici che avevano messo in ginocchio il paese e reso inagibile gran parte delle strutture scolastiche. Insieme al Golf Club di Rapallo e a quello Colline del Gavi era stata portata avanti una raccolta fondi che si era concretizzata nella realizzazione di una sala multimediale utile ai ragazzi delle elementari e medie, nell'acquisto di materiale didattico e informatico e di una stampante 3D e infine nell'istituzione di 6 borse di studio a favore di altrettanti studenti. La somma finale raccolta dalle diverse iniziative è stata di 24.722 euro. La delegazione dell'Associazione Agorà è stata accolta in questi giorni dal sindaco di Cascia, che ha donato una pergamena con una dedica significativa. La qualità più grande è quella di rendersi utili agli altri. In un mondo immerso in tante forme di povertà, spesso la ricchezza è l'obiettivo primario e molte iniziative sono rivolte più a compiacere se stessi che a recepire davvero il grido del povero. La constatazione arriva da Papa Francesco nel messaggio per la seconda giornata mondiale dei poveri che si celebrerà il 18 novembre prossimo. Quest'anno il tema è "Questo povero grida e il Signore l'ascolta". Sentiamo. La povertà è creata da peccati che generano conseguenze drammatiche. Di fronte ad una certa fobia per i poveri rispondiamo con l'impegno e la collaborazione con altre realtà di solidarietà. È il senso del messaggio del Papa per la giornata mondiale dei poveri del prossimo 18 novembre. Il senso del messaggio lo troviamo nella citazione del Salmo che fa il Papa. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. I poveri gridano in tanti modi. Gridano con la loro voce, gridano quando tendono una mano e sono muti, gridano quando con il loro sguardo chiedono attenzione. E noi sappiamo che il Signore risponde. Purtroppo tante volte dobbiamo anche toccare con mano che siamo noi, uomini e donne,
in questo periodo storico del tutto particolare che non rispondiamo. È un invito quindi a prendere coscienza, consapevolezza che i poveri stanno sempre in mezzo a noi e che davanti a loro l'indifferenza, l'autoreferenzialità non giova a nulla. Abbiamo bisogno di staccare gli occhi da noi stessi e guardare invece con maggior realismo, con misericordia, con amore le loro esigenze. Il dialogo tra le diverse esperienze e l'umiltà di prestare la nostra collaborazione senza protagonismi di sorta è una risposta adeguata e pienamente evangelica che possiamo realizzare. Davanti ai poveri non si tratta di giocare ad avere il primato dell'intervento, riflette Francesco, piuttosto possiamo riconoscere umilmente che è lo Spirito a suscitare gesti che siano segni della risposta e della vicinanza di Dio. Qui il Papa non parla soltanto di una povertà sociologica, parla di quella povertà che è e appartiene a ogni persona. Quindi nella misura in cui noi siamo capaci di riconoscere le nostre povertà, saremo anche capaci di dare un contributo reale, vero, amichevole, significativo anche alle povertà che hanno altri. E questa è una liberazione. Veniamo in diocesi, è passata quasi una settimana dalla grande assemblea diocesana celebrata in cattedrale a Chiavari. Un punto di conclusione e di ripartenza per il cammino pastorale in diocesi che ha recepito le linee guida del Vescovo, frutto del lavoro ai tavoli sinodali. Alcuni punti chiave del messaggio del Vescovo sono già allo studio per la loro realizzazione. Sentiamo. Una delle consigne del Vescovo alla comunità diocesana, la necessità di creare consigli pastorali d'ambito. Un suggerimento, potremmo dire, che è stato messo a fuoco proprio all'interno di un tavolo del Vicariato Chiavari-Lavagna. Sì, il lavoro dei tavoli appunto della città di Chiavari, nell'ambito anche della Chiavari-Lavagna, essendo ambiti cittadini dove esistono diverse parrocchie, diversi movimenti, e con diverse esperienze, anche diverse modalità di vivere la vita cristiana, si è visto proprio come la necessità di avere un consiglio pastorale, proprio come spazio di condivisione di quelle che sono le varie esperienze, ma proprio come arricchimento delle varie esperienze singole nelle singole parrocchie. Abitare nella città degli uomini, partecipi e attenti alla concretezza di quanto accade nel territorio. È un'ulteriore consegna lasciata dal Vescovo. In che modo è possibile incarnare nel quotidiano vivere questa traccia di lavoro? L'invito è stato molto chiaro, nel senso una comunione non solo fra le parrocchie, ma anche un'attenzione, come dire, alla realtà che ci circonda. Il richiamo forse che io ho percepito è quello agli uomini di buona volontà, come dire, quindi tutte quelle persone che effettivamente non hanno solo la necessità di professare una fede o di celebrare dei riti, ma persone che si prendono cura, come dire, in ambito politico, sociale, parlava del mondo dello sport, della scuola, quindi come dire, a spendersi, fare, come dire, una liturgia della vita. Il Vescovo rilancia la necessità di una formazione non soltanto di tipo intellettuale o culturale, ma proprio per crescere nella vita cristiana. Quanto questa esperienza fa parte della tua vita di seminarista? Sì, diciamo che il percorso del seminario ci aiuta anche in questo ad approcciarsi all'esperienza dello studio, della formazione intellettuale, non solo come un qualcosa che ci arricchisce intellettualmente, come un qualcosa che facciamo per noi, un sapere sempre che ci serve per il nostro ministero, per metterci in ascolto anche degli altri, del Vangelo, della realtà che ci circonda. E la puntata di Noi Chiesa in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15 sarà interamente dedicata alle testimonianze raccolte in occasione della grande assemblea sinodale di domenica scorsa a Chiavari. E apriamo adesso una finestra sulla diocesi, l'arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti o sono in programma in questi giorni. Sentiamo. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Si è svolto domenica 10 giugno il consueto pellegrinaggio annuale del mondo del lavoro al Santuario della Guardia, presieduto dall'Arcivescovo. Il pellegrinaggio, organizzato dai Cappellani del Lavoro e dalla Federazione Operaia Cattolica Ligure, ha visto la partecipazione di numerose autorità e molti esponenti del mondo imprenditoriale, affiancati dai lavoratori. Il cardinale Bagnasco nella messa ha sottolineato la necessità di mantenere alta l'attenzione da parte di tutti sul mondo del lavoro, poiché la crisi, nonostante alcuni segnali di ripresa, continua a perdurare.
Monsignor Molinari, direttore dell'Armo, ha ricordato il 75° anniversario della presenza dei cappellani negli ambienti di lavoro. Questo consente alla Chiesa, ha detto Monsignor Molinari, di dialogare e interloquire con tutti i componenti, dalle associazioni ai sindacati ai gruppi industriali, facendo in modo che si possa dunque convergere a difesa e supporto del lavoro a Genova. E cambiamo argomento. È giunto in questi giorni nella nostra città dalla missione interdiocesana di Cuba Monsignor Piero Pigollo. Don Piero rimarrà in città per qualche tempo e ha in programma una serie di incontri per raccontare la sua esperienza missionaria. In particolare, venerdì 22 giugno alla Sala Quadrivium, a partire dalle ore 16, è in programma una serata a sostegno della missione interdiocesana con la testimonianza di Don Piero e una pericena. E infine ricordiamo che Genova ospiterà dal 15 al 17 giugno il Congresso Nazionale dei Serra Club sul tema Principi universali e nuovi linguaggi. Allo Star Hotel di Corte Lambruschini sono in programma 3 giorni di incontri e dibattiti dedicati in particolare al prossimo Sinodo dei Giovani. Monsignor Nicolò Anselmi porterà il suo indirizzo di saluto in apertura dei lavori, mentre Monsignor Marco Doldi celebrerà la Santa Messa conclusiva domenica 17 giugno alle ore 9 nella chiesa di Santa Zita. Il programma completo del convegno è disponibile sul sito www.ilcittadino.ge.it. Bene, questa era l'ultima notizia. Da Genova la linea può tornare a Chiavari. Arrivederci. E con la cronaca restiamo a Genova perché questa mattina intorno alle 6:30 è arrivata la segnalazione alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Genova di un incendio divampato all'interno dell'ospedale San Martino. Il rogo era localizzato dentro un ascensore che portava tra il pronto soccorso e il piano specialità, in quel momento non operativo e quindi senza pazienti. Si è trattato di un incendio di piccola entità che ha interessato degli stracci. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato richiesto per far uscire il fumo venutosi a creare attraverso un eletroventilatore. E questa notte invece, poco prima di mezzanotte e mezza, 2 vetture sono andate a fuoco in via Trieste ad Arenzano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Multedo. Le auto erano parcheggiate di fronte ad uno stabile. Le cause del rogo sono ancora sconosciute. Il forte calore che si è sviluppato ha causato danni anche ad una terza vettura parcheggiata all'interno di un box e alla facciata dell'edificio. Oltre alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stato necessario verificare la stabilità dell'intonaco e del balcone sovrastante l'incendio. 2 minori di 14 e 13 anni, ragazzo e ragazza, sono stati fermati e identificati ieri sera dai carabinieri a Portofino. I 2 sono ritenuti i responsabili di 3 furti messi a segno ai danni di altrettanti appartamenti ad uso turistico che si affacciano in piazzetta, i quali avevano fruttato complessivamente 1.000 euro. Ad individuarli i militari dell'Arma e i poliziotti della Polizia Municipale intervenuti su richiesta di un commerciante che aveva colto i 2 mentre tentavano di rubare all'interno del suo negozio e aveva cercato di bloccarli. Non riuscendo, ha dato l'allarme. Subito sono scattate le indagini, la ragazza è stata fermata immediatamente nelle stradine del centro di Portofino. Il ragazzo invece è stato individuato poco dopo nella zona di Paraggi. Prima di venire catturato ha cercato di fuggire confondendosi fra i turisti. Entrambi, domiciliati nel campo nomadi di Ventimiglia, sono stati deferiti per il reato di rapina impropria e furto aggravato continuato in concorso e sono stati affidati in un centro per minori non accompagnati. Lo sport adesso sfiora quota 900, 60% dei quali arriva da fuori regione, il numero degli atleti che parteciperà alla 4ª edizione della mezza maratona di Chiavari. Sabato sera, a partire dalle 20, le strade del centro cittadino saranno invase dai corridori professionisti, ma anche da semplici appassionati e dalle famiglie che affronteranno la Family Run su un percorso molto apprezzato. Quest'anno c'è una novità, sentiamo. Abbiamo aggiunto un'altra manifestazione competitiva, un'altra gara competitiva di 7 km, cioè un giro sul percorso della mezza ma certificato FIDAL, a cui potranno partecipare comunque i tesserati o rancardo societari della FIDAL. Questa è una novità, quindi il primo anno è chiaramente una gara per velocisti, infatti stiamo attirando molti concorrenti che hanno dei palmarès quotati. Mentre per quanto riguarda la mezza maratona siamo alla 4ª edizione, la
partenza sarà alle ore 20, la direzione sarà verso la colonia Fara e il percorso ricalcherà sostanzialmente quello dello scorso anno. Unica differenza sarà l'ingresso in Viale Casman e l'entrata poi lungo Lentella vicino a Giada Auto. Vengono confermate anche le collaterali, la staffetta e la femminile run. Esatto, la staffetta è alla seconda edizione, in quanto era la novità dello scorso anno. La staffetta saranno 3 concorrenti che fanno un percorso sulla mezza passandosi un testimone ad ogni giro, mentre la Family Run è al 4º anno come la mezza, è aperta a tutti, alle famiglie. Chiaramente anche questo è un giro sul percorso che può essere fatto in qualsiasi modo, a piedi, coi passeggini, e speriamo insomma dai più giovani ai più anziani chiunque può partecipare. A pochi giorni dalla manifestazione, come stanno andando le iscrizioni, che numeri avete? Le iscrizioni stanno andando molto bene, siamo molto contenti. Attualmente tra tutte e 4 le manifestazioni siamo sugli 800 iscritti e vediamo se il giorno della gara soprattutto riusciamo a raggiungere il migliaio. Questo è il nostro obiettivo, poi comunque siamo già contenti così perché abbiamo già superato gli iscritti dell'anno passato. Una competizione notturna tra il centro di Chiavari, molto apprezzata comunque dagli appassionati di questa specialità. Sì, apprezzata perché apprezzano molto il percorso, cioè la tecnicità del percorso, nel senso che è un percorso che permette velocità, quindi per chi gareggia, per chi è competitivo, diciamo un percorso affascinante. E poi è di sera, cioè d'estate sul mare, unisce il centro storico al mare, diciamo ha tante particolarità. E continuiamo a parlare di sport in un clima estivo e festoso. Si sono disputate le 3 giornate di sport sui campi del villaggio del ragazzo in memoria di 2 figure particolarmente significative, Mario Santonicola e Raffaele Ghirardelli. 30 squadre che hanno partecipato al torneo di calcio dedicato ai piccoli atleti che hanno mostrato un grande senso di lealtà sportiva sui campi, mettendo in mostra esibizioni di grande livello tecnico e tattico senza tralasciare il piacere del gioco come è insito nella loro età. Anche dal punto di vista comportamentale è stato possibile notare un gran senso di fair play con giocate corrette e responsabili. Lo staff del villaggio ha supportato con professionalità e impegno l'organizzazione che col passare degli anni affina e migliora la ricettività e la regia del torneo. La manifestazione chiude di fatto la stagione sportiva villaggina. Questi i nomi delle squadre vincitrici suddivise per categorie. Partiamo dagli esordienti 2005, vincitore la squadra di Casarza Ligure, miglior portiere Lorenzo Beronio del Villaggio Calcio e miglior calciatore Riccardo Bozzano del Casarza Ligure. Esordienti 2006 ha vinto la San Margheritese, miglior portiere Samuele Raffo del Villaggio Calcio, miglior calciatore Lorenzo Giudice della Calvarese. Passiamo ai Pulcini 2007, vincitore Rivasamba, miglior portiere Vittorio Penna del Villaggio Calcio, miglior calciatore Nicolò Gianelli del Rivasamba. Pulcini 2008 ha vinto il Villaggio Calcio, miglior portiere Raul Lavalle del Club Erghe e miglior calciatore Michele Ghironi del Villaggio Calcio. I primi calci, siamo dal 2009 al 2010, ha vinto il Villaggio Calcio come squadra, miglior portiere Alberto Antonioli del Borgo Rotondo e miglior calciatore Mattia Agnetti del Sestri Levante. Infine i piccoli amici, la classi 2011-2012, non è stata stilata una classifica, però il miglior portiere è risultato Gabriele Gnecco del Villaggio Calcio e miglior calciatore Alessio Volpi del Brugnato 1955. E atmosfera olimpica invece nella casa di riposo Pietro Torriglia di Chiavari. Nei giorni scorsi 12 ospiti della struttura si sono messi in gioco nelle Olimpiadi della terza età. Divisi in 2 squadre, in base alla patologia e al grado di disabilità, si sono dati battaglia in alcune discipline come i calci di rigore, il percorso slalom e gradino, tiri a canestro e il bowling. Ogni atleta ha avuto la possibilità di cimentarsi in tutte le discipline sotto lo sguardo attento delle fisioterapiste. Il progetto, curato dalle animatrici della cooperativa Il Sentiero di Arianna, è stato soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, ma anche di impegno e di prova con se stessi. I concorrenti che si sono impegnati Il progetto, curato dalle animatrici della cooperativa Il Sentiero di Arianna, è stato soprattutto un momento di divertimento e socializzazione, ma anche di impegno e di prova con se stessi. I concorrenti che si sono impegnati nelle varie discipline sono stati giudicati da una giuria tecnica e da un pubblico, composti entrambi da altri ospiti della casa di riposo. Al termine, un momento di animazione e la consegna delle medaglie prodotte dagli ospiti stessi durante i laboratori artistici.
Un appuntamento per domani che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Alunni e insegnanti dell'Istituto Chiavari 2 ricordano Luciana Alpi, la mamma della giornalista Ilaria Alpi, a cui è intitolato il plesso scolastico in cui ha sede la scuola secondaria chiavarese del comprensivo, scomparsa nei giorni scorsi a Roma. L'appuntamento per domani alle 12:15 in piazzale San Francesco a Chiavari per un momento di riflessione e di ricordo a cui è invitata tutta la cittadinanza. E adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per sabato 16 giugno. L'Associazione Diabetici organizza un controllo della glicemia gratuito in collaborazione con la Croce Verde Chiavarese, dalle 9 alle 13 nella piazza del comune di Coscienti di Ne. Riapertura del Museo del Bosco al Lago delle Lame nel comune di Rezzoaglio, dalle 10 alle 17. The Beat Dream è la 2 giorni di eventi dedicata alla danza hip hop organizzata dalla società Sport 20. Dalle 14 workshop nella Palasport di Santa Margherita Ligure e alle 18 la sfida di ballo con la partecipazione di ospiti internazionali. Al Parco dell'Aveto arriva il Festival dei Rondoni, l'iniziativa volta allo studio e alla tutela di questi uccelli. Ritrova alle 15 nel centro visite del parco ed escursioni insieme all'ornitologo Luca Baghino. A Valletti di Cassego si terrà la presentazione del libro Coltivare e custodire di Sandro Lagomarsini. Incontro con l'autore alle 15 nella sala della comunità. Al Museo del Damasco di Lorsica si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica di Lia Agnecco. Alle 17 l'apertura. Per le visite tutti i sabati e domeniche dalle 15 alle 17 fino al 26 agosto. Inaugurazione della mostra dei manufatti e delle opere, organizzata dal Centro Italiano Femminile. Alle 17 nella Società del Mutuo Soccorso in via Rupinaro a Chiavari. La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 fino al 24 giugno. Seconda giornata del Critical Wine a Cardini di Casarza Ligure. Dalle 17:30 apertura degli stand enogastronomici. Alle 21:30 concerto dei Folk and Beans. Parking Music and Street Foods al Parco di Martino di Rapallo. A partire dalle 19:30 apriranno gli stand di Street Foods. Alle 21 il concerto con musica argentina di Victor Di Metz. Serata per bambini a Coscienti di Ne con la notte insonne nel borgo. Dalle 20 giochi e attività per bambini. Il Saline Doc Fest, festival del documentario narrativo, si terrà a Rapallo, con la partecipazione di Paola Cortellesi e Riccardo Milani, alle 20:30 in Villa Tigullio. Continua il Festival delle Corali con il tributo alla Madonna, espressioni musicali dalle diverse età dell'essere umano, alle 20:30 al Santuario di Nostra Signora del Suffragio di Recco. Clara Costanzo porterà lo spettacolo Mio padre, un magistrato, storia di Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia, raccontata ad una figlia. Alle 21 nella Sala Agave del convento dell'Annunziata di Sesti Levante. In chiusura un aggiornamento di cronaca che leggiamo sul nostro sito. Continuano sulle alture del Golfo Paradiso le ricerche di una persona dispersa. Si tratta di un uomo di cui non si hanno più notizie da questa mattina, quando è scattato l'allarme. La zona battuta dai vigili del fuoco di Rapallo è quella di Testana nel comune di Avegno. E con questo aggiornamento si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.